Crisi economica. Si incontrarono a Berlino la Merkel e Papandreou. Fisica. Si superava la velocità della luce. Lampedusa. Ha cominciato il rimpaggio delle clandestine. Dati Copaf. Analisi e polemiche. Benedica a tutti. Lo passato 27 di settembre si tenne a Berlino l'incontro tra il primo ministro greco George Papandreou e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Papandreou rassicurò l'Europa della capacità della Grecia di mantenere gli impegni. Ancora una volta la trovammo in faccia allo dubbio se accettare i sacrifici proposti dal Fondo Mondiale Internazionale o scegliere la soluzione islandese. Neutrini più veloci della luce. Chiesto l'annuncio che fece Lucerna di Ginevra. I risultati delle test furono compartiti in tutto il mondo in diretta web per stimolare e permettere lo confronto con altri scienziati che stanno lavorando in questi esperimenti simili. La scoperta aveva una portata storica per la fisica teorica moderna, perché la possibilità di viaggiare più veloce della luce significasse la violazione del principio di casualità e dasse forza alle ipotesi fantascientifiche di viaggiare in arredo nello tempo. Lampedusa. Dopo i disordini degli ultimi giorni si decidiò di caricare agli immigrati in tale nave per essere rimpatriate. La Procura della Repubblica di Palermo aprì un'inchiesta sopra l'operazione di espulsione, dopo che alcune associazioni umanitarie presentarono un esposto dove si affermava che gli immigrati vivono come carcerati dentro queste nave, che si trovano all'aeroporto di Palermo. L'autorità nazionale palestinese lo prossimo venerdì domanda al Consiglio di sicurezza di approvare la richiesta di riconoscimento come membro dell'ONU dello Stato palestinese. Per cancellare questo servono minimo 9 voti di 15, ma gli Stati Uniti già dissero che mettono l'uso veto. In Italia, il governo con la finanziaria fece una legge che porta sotto ai 2.500 euro il massimo deposito consentito nella libretta allo portatore. Non ne sa niente. Ma se non si diminuiscono le somme depositate a sta cifra, lo Stato fa pagare all'isparagnatura di Lovinte il 40% della somma depositata. Polemiche a proposito del numero degli impiegati della regione siciliana. L'assessore all'economia Armao precisò che il numero degli impiegati regionali, che appare troppo alto, nei fatti comprende personale che nelle altre regioni come la Lombardia è pagato dallo Stato. Una corretta lettura delle date, invece, pure i contribuenti siciliani pagano i servizi della regione Lombardia. Lo sindaco di Niscemi, Giovanni Di Martino, fece arrivare alle militari americane l'ordinanza di sospensione dei travagli per il sistema radar degli Stati Uniti MOOS. I cittadini di Niscemi e dei paesi vicini sempre hanno stato contrari alla costruzione dello MOOS, perché, secondo studi scientifici, le onde elettromagnetiche potessero provocare effetti dannosi per i cristiani, come tumore, infarti, malformazione fetale, sterilità, aborti, cancro dello sistema immunitario, eccetera. Gli giudici del Tribunale di Palermo condannarono i Ministeri della Difesa e dei Trasporti dello Stato italiano a pagare i familiari delle vittime dello disastro aereo di Ustica per non aver garantito la sicurezza del volo e per aver ostacolato l'indagine. Riconoscero Vedemma lo danno morale per la negazione della verità e della giustizia. Secondo la sentenza, infatti, non scoppiò da bomba in capo all'19, ma un missile un altro aereo ieri a finire contro l'19 durante un'azione di guerra che si fece in tale cieli italiane senza che l'ente controllore intervenissero. Cresce sempre più assai il numero delle picceride che spariscono. Tra il 2010 solo in Italia, secondo Ernesto Caffo di Telefono Azzurro, ne scomparirono la bellezza di 178. Purtroppo le mezzi di comunicazione piccavolte fanno vedere le facce di questi picceride, soprattutto se li so padre e madre non se la fidano a farsi sentire. Sport. Lo passato martire, la squadra italiana di ginnastica ritmica vinceva l'oro ai campionati mondiali a Montpellier in Francia, alcanzando la qualificazione olimpica. È lo terzo oro consecutivo dopo Chiddo di Mea e Mosca. Pure la ciclista Giorgia Bronzini sabato 24 di settembre vinceva l'oro ai campionati mondiali di ciclismo di strada a Copenaghen. L'aveva vinciuto magari l'anno passato. Il 28 di settembre in Palermo si inaugurò la scuola di pallone Gran Sicilia. Sta scuola aveva una caratteristica particolare, non solo vuole insegnare alle piccerite a giocare allo pallone, ma ci vuole magari creare la coscienza siciliana, insegnandoci a amare la propria terra e la propria lingua siciliana. Tutti i domenichi di lumisi di ottobre a Zafferana e Tnea si fa l'Ottobrata, mostra mercato di prodotti tipici di Lumuncibeddu, con bancareddi d'artigianato, unde si può tastare i manciari locali. L'Ottobrata è un pretesto per poter visitare i meravigliosi posti di sta zona di Sicilia.
Nisti giorna di 27 al 2 di ottobre si fa a Lampedusa la nona edizione di Oscià. St'evento, che quest'anno aveva chiossai di 60 ospiti, aveva lo scopo di manifestare appoggio all'isola e alla sua gente, in questo momento particolare di difficoltà. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.